Oh, la buon'ora, sono 20 minuti che ho finito di fare la spesa e ti sto aspettando. Cioè, devi fare una cosa, prendere la lavatrice, cioè, non so, il centro commerciale non è che sia così grande, Sì, ma la lavatrice sì che è così grande. Devi comprare la più grande che era 9 kg bucato, cioè cosa che te la fare? Ho detto solo di comprarla, no? Che la portiamo. Non è che ci sta. Cioè, tu questa non ci sta in macchina, Ma sì che sta. Ti stai dicendo di no. Che sta, le posso bene in macchina, dai. Saputello, voi uomini siete dei saputelli. Ti dico che sta, dai. Provaci allora. Che dopo vado fermo come al solito, dai. Ma sei che tu comprare qua? Due robette ho fatto. Ma come due robette? Te che comprare a me al supermercato? No, ho fatto per due cose di emergenza e dopo ti lamenti che non hai questo, non hai quello, non hai quell'altro. Non capivo però adesso. Sei un rompipalle. Vabbè, comunque la lavatrice gliela faccio stare. Ecco, sì. E mi soebete. Ecco. Vai tranquilla. Adesso sposto queste qua e la lavatrice la che sta come. Fa piano che mi rovini la macchina. Vabbè, Fai piano. Cristian, bisogna che. Carino, bisogna che alzi di qua per far leva. Dai. Per piacere. Se devo caricare la lavatrice, lasciami stare. Già pesa una tonnellata. Lasciami stare. Guarda cosa che devi comprare, io non so, cioè. Dai, mettila da quel lato lì. Dai, ma allora se non sai fare le cose, falle fare a me, no? Non lo so. Ascolta. Spesa no. E adesso la lavatrice la carichi da sola. Beh, per fortuna che ho comprato la camomilla, stasera potrebbe servirti nervosetto.